Due pesi, due misure. Il governo Monti salva con 900 milioni di euro la regione Sicilia, consentendole così di fatto di sforare il patto di stabilità, nonostante la regione a statuto speciale goda già di notevoli vantaggi. Duro il commento del governatore Zaia. Dico che dare 900 milioni ancora alla Sicilia vuol dire mettere le dita negli occhi ai Veneti, ai Lombardi, a tutte quelle regioni virtuose che hanno i soldi fermi in banca e non possono pagare le fatture dei propri fornitori. Una situazione insostenibile se si pensa che il Veneto ha bloccati in tesoreria 1 miliardo e 300 milioni di euro che potrebbero essere sbloccati e consentire di pagare i fornitori che attendono anche da 3 anni i pagamenti. 900 milioni alla Sicilia, vabbè, gireremo le fatture alla Sicilia, le faremo scontare come facciamo in banca, andiamo in Sicilia, ce le faremo scontare. Zaia è appena tornato da Roma, soddisfatto per il decreto del governo che ha accolto i tagli alle regioni che lo stesso Veneto chiedeva, stanco di vedersi accomunato nell'opinione pubblica regioni meno virtuose come il Lazio. Il Veneto non può essere la regione senza le auto blu, il suo presidente gira con la sua auto e poi ritrovarsi con Batman che ne ha una per ogni consigliere. Noi non possiamo pagare il conto del discredito che lanciano altri sulle istituzioni. Ma cosa cambierà in Veneto con questo decreto? Ma nel Veneto cambierà sostanzialmente il numero di commissioni, riduzione dei finanziamenti dei gruppi politici, riduzione ancora ulteriore per la 4ª volta dell'indennità. Però siamo tra i più virtuosi, ad esempio siamo gli unici che hanno già ridotto i consiglieri un anno fa. Mercoledì prossimo in Consiglio regionale si discuterà proprio di questi tagli e si vocifera che non a tutti vanno giù, ma il governatore è perentorio, lui non impugnerà. Assolutamente non lo impugneremo perché va bene così, rigore, pulizia, che peraltro il Veneto, il nostro Consiglio regionale, ha già fatto. A fronte di regioni pronte a fare la propria parte nei tagli la politica, per contro c'è una politica che ancora non ha messo mano alle forbici. In generale, guardi, io sono stato anche questi giorni a Roma per il decreto e lì bisogna stare attenti che le auto blu non ti investano, per cui mi sa che non è cambiato nulla.